Il basket adesso tra pochi minuti Trieste gioca in trasferta contro Cremona. In A2 intanto è tempo di bilanci ma soprattutto di progetti. Ieri al Pala Carnera la festa dell'Apu Udine per la promozione della massima serie. Andrea Saule. Dopo il trionfo, la Coppa, la grande festa, il futuro e adesso. La promozione diretta mancava in Serie A2 dal 2019, dopo solo playoff che si concludevano a metà giugno. Udine, oltre alla Serie A conquistata con largo anticipo, si è meritata il vantaggio di avere un mese e mezzo in più degli altri per programmare la stagione del ritorno nella massima serie. Perché una volta esaurite le bollicine è già il momento di mettersi al lavoro. Non si stacca mai in questo mestiere qua. Io e Andrea Gracis, insieme al presidente, a tutto lo staff, già domani avremo i colloqui con i nostri giocatori di questa squadra, è una cosa che facciamo da quando siamo qua, i colloqui di chiusura, e poi penseremo a tutto quello che serve, organizzare la pre-season e poi la squadra ovviamente. Per me non c'è niente di personale, quando fai l'allenatore è tutto un'unità di intenti con chi lavora con te. L'Apu, con coach Vertemati vincitore del premio di allenatore dell'anno e fresco di rinnovo, parte da una base solida. Al timone ancora Andrea Gracis, che potrebbe prolungare il contratto in scadenza 2026. L'orientamento, visti i costi degli italiani in crescita esponenziale per effetto della rivoluzione nel college basketball americano che porterà via tutti i migliori under 21 del continente, è quello di avere 6 stranieri e 6 giocatori di formazione italiana, di cui 4 di rotazione e 2 di complemento. Molti contratti in essere, per qualcuno sarà necessario uno scivolo. È il caso ad esempio di Pullazzi, che sarà ambitissimo sul mercato di A2. Sul piede di partenza Cangi, Pepe e probabilmente anche Caroti. Chi resta allora? Hickey è blindato, anche se una scommessa ai piani alti. Johnson andrà via. A giorni dovrebbe arrivare il rinnovo di capitano di Begovic, a cui potrebbe seguire quello di Daros. Si valuterà invece la posizione di Ambrosin, di Arletti e di Pini. In entrata, con un budget adeguato ma non faraonico, ci sarà spazio per un buon italiano di categoria, sarà fatto un tentativo per l'ex Cappelletti, e per 5 stranieri, tutti con esperienza europea e dei quali almeno 1 o 2 provenienti dall'area balcanica, costi permettendo.